Settimana interlocutoria per la Nuorese sul fronte mercato dopo i colpi dei giorni scorsi. L'unica trattativa conclusa dal club di Via Aosta è quella con il difensore Federico Bonu, classe 1994, nato a Bosa ma cresciuto a Borore, un altro prodotto del vivaio del Cagliari. Il nuovo acquisto alla Nuorese infatti ha disputato 2 campionati con la formazione giovanile rossoblu. L'anno scorso invece ha giocato a Porto Torres in Serie D accumulando 22 presenze. In questa fase la Nuorese conferma la linea verde e la volontà di costruire una squadra che abbia una prospettiva elevata di crescita. Bruno Frongia a parte, che ormai è un veterano del calcio sardo per carriera ed esperienza, tutti gli altri acquisti sono stati fatti prendendo giovani tra i più forti del calcio sardo, tanto da meritare un posto nella primavera di una squadra professionistica. Soprattutto hanno la voglia di emergere nel calcio che conta, magari ripercorrendo le gesta di illustri predecessori che proprio dal Froghieri sono partiti per raggiungere la Serie A. 3 nomi su tutti: Pietro Paolo Virdis, Gianfranco Zola e ultimo in ordine di tempo Ramos Emerson. Tommaso Puddu, Antonio Usai, Cristian Sanna e Federico Bonu, sotto la guida di un maestro di calcio come il tecnico Bernardo Mereu, hanno la possibilità di crescere e maturare in un ambiente ambizioso e caldo che premia chi lotta per i colori verdi e azzurri. Ma lo stesso discorso si può fare anche per i giovani nuoresi rimasti nella rosa, da Niedo a Biscu, da Di Angelo a De Rio. La Nuorese comunque non è ferma sul mercato, ma sta ponderando le scelte al fine di allestire una formazione competitiva. Rimangono da riempire alcune caselle importanti, dal portiere al centrocampista d'ordine all'attaccante di peso. Sul fronte estremo difensore, dopo la mancata conclusione della trattativa con Maurizio Floris, sembra tramontata anche la possibilità di ingaggiare Davide Cappello. Ma le alternative non mancano, rimangono accesi i fari sul mercato estero, in particolare del Sud America, ma anche dell'Europa continentale. Non c'è fretta, manca un mese al ritiro e il tempo per completare l'organico con calma e senza farsi svenare c'è tutto.